Buongiorno a tutti, bentornati allo scrigno del calcio e alla rubrica La partita della settimana. Oggi stravolgiamo un po' il solito canovaccio, la scaletta settimanale. La partita della settimana va in onda il sabato. Io lo dico ovviamente a chi guarda i video quotidianamente, chi magari lo recupererà successivamente anche saprà in che giorno è andato in onda, però questa settimana facciamo un'entrata a gamba tesa in mezzo alla settimana perché c'è la Supercoppa europea che si gioca tra i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain e i vincitori della Coppa UEFA, o come accidenti si chiama adesso, del Tottenham. La partita che si gioca a Udine. Così, adesso prima si giocava solo a Monte Carlo, prima si giocava andata e ritorno, una cosa orrenda. Poi solo a Monte Carlo, allo stadio Louis II di Monte Carlo, come quella che vi porto adesso. Adesso ogni anno trovano una sede nuova, quest'anno si gioca così, a Udine. Vabbè. Paris Saint-Germain e Tottenham quantomeno non troveranno caldissimo, viste le temperature comunque abbastanza miti del Friuli Venezia Giulia. Ma quello che vi porto io è sempre una Supercoppa europea, ma è quella del 1999, che tra l'altro sarà, oltre che la 24esima edizione del torneo, anche l'ultima tra i vincitori della Coppa dei Campioni e i vincitori della Coppa delle Coppe, semplicemente perché la Coppa delle Coppe nel 99 fu abolita e quindi obbligatoriamente a giocarsi la partita con i campioni d'Europa finirono per essere i vincitori della Coppa UEFA. L'ultima volta che si sfidano vincitori della Coppa dei Campioni e vincitori della Coppa delle Coppe è il 27 agosto del 1999, 24esima edizione del torneo. Allo stadio di Monte Carlo appunto si sfidano il Manchester United, che aveva vinto un'edizione rocambolesca incredibile della Coppa dei Campioni, contro il Bayern Monaco. Ho sempre pensato a qualcuno, ovviamente non tifoso delle due squadre perché altrimenti sarebbe stato un pazzoide, che magari all'89esimo è andato in bagno perché non ne poteva più, con il Bayern Monaco in vantaggio 1-0, torna dal bagno e trova il Manchester United che vince 2-1, perché così andò quella finale. Credo che mai tifoso di calcio sia rimasto più traumatizzato come i tifosi del Bayern Monaco in quella sera del Camp Nou di Barcellona. Apro questa parentesi che non c'entra niente, che c'entra relativamente con la partita, ma mi è venuto in mente adesso. Io da tifoso milanista ho vissuto la terribile serata di Istanbul, da 3-0 a 3-3 con il Liverpool, e la sconfitta poi in finale. Però io dico che da quando il Liverpool ha pareggiato fino all'ultimo dei calci di rigore ho avuto quasi un'ora per metabolizzare l'idea che si potesse anche perdere quella finale. Il tifoso del Bayern Monaco non ha avuto tempo di metabolizzare un cavolo, perché si è ritrovato dall'89esimo in vantaggio e quindi a un passo dalla vittoria, non solo a beccare il pareggio al 90esimo, che vabbè può capitare, ma a beccare il 2-1 al 91esimo, cioè in 2 minuti passare dalla vittoria alla sconfitta. Credo che sia stato veramente, che io non so quanti siano sopravvissuti, e quelli che sono sopravvissuti probabilmente non sono sopravvissuti poi alla finale del 2012 in casa contro il Chelsea. Vabbè, detto questo, la Lazio invece aveva vinto la Coppa delle Coppe a Birmingham in finale contro il Mallorca 2-1. La Supercoppa è una partita che probabilmente il Manchester United prende un pochino sotto gamba, però bisogna dire che se quel Manchester United era fortissimo, anche quella Lazio non era da meno. Una Lazio veramente fortissima che vincerà lo scudetto poi al termine di quella stagione. Vince 1-0 la squadra di Eriksson, gol di Salas nel primo tempo al 35esimo, e la Lazio dunque bissa la vittoria in Coppa delle Coppe. Vi faccio vedere intanto qui, ecco, la festa dei giocatori della Lazio che indossano la maglia che la Lazio indosserà in quella stagione in Europa, cioè a strisce tipo Argentina, strisce verticali bianco e celesti con calzoncini celesti. Eccola. E vi faccio vedere anche Alessandro Nesta, che era il capitano di quella Lazio, che solleva la Supercoppa UEFA, la Supercoppa europea, nel cielo di Monte Carlo. E vi faccio vedere anche la pagina successiva, dove c'è il gol di Salas, dove c'era stato un incontro ravvicinato, se non mi sbaglio, tra Simone Inzaghi e Stam,
Sì, esatto, in cui Simone Inzaghi si rompe il naso, credo. Eccolo qui con la maglia è diventata praticamente del Catania perché il sangue ha coperto il bianco. Qui ci sono le due squadre schierate, eccole qua. E qui c'è il gol di Salas in alto, mettete pausa ovviamente se vi volete soffermare un po' di più, il gol di Salas e il tabellino della partita con anche l'albo d'oro della Supercoppa europea fino ovviamente a quel 1999. E questa è la vittoria della Lazio nella Supercoppa del 1999. Vedremo questa sera chi vincerà tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Si gioca adesso quasi di consueto a Ferragosto, una volta si giocava un pochino più tardi, si giocava alla fine di agosto, ma cambia poco, fossero questi i cambiamenti negativi del calcio saremo già un passo avanti. Questa è la rubrica La partita della settimana. Oh ragazzi, la prossima settimana comincia la Serie A e quindi ogni settimana avremo una partita del campionato che si gioca in questa giornata con una del passato, e cerco questa settimana, vi rubo gli ultimi 10 secondi, cercherò in questa annata di portarvi non solo la stessa partita che si è giocata in passato, ma anche più o meno nel periodo in cui si gioca quest'anno. Ad esempio, la prossima settimana vi porterò una partita della prima giornata che si è giocata in un'altra prima giornata del passato. Cercherò, se ci riesco, se il calendario me ne dà la possibilità, di abbinare anche grosso modo il periodo o anche la giornata stessa del passato, così più o meno è come se vivessimo qualcosa di simile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e io torno domani.